Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel Marietto Veneziano Show. Oggi parleremo della linea della vita perché molte persone mi chiedono ma quanto vivrò, se avrò problemi fisici, quanto il mio lui vivrà, vivremo insieme e quant'altro. Allora il Marietto Veneziano già anni fa aveva scritto 4 libri di chirurgia, cioè della lettura della mano, e aveva fatto come si dice, delle immagini in cui spiegava tramite degli studi quanto è possibile o attendibile o in un certo senso auspicabile, mettiamo giù così, la possibilità di vedere quanta vita o quanto potenziale di vita abbiamo. No? Noi abbiamo due mani, la destra e la sinistra, e qui no, nelle varie mani ci sono delle tracce che sono importanti perché per chi sa interpretare ci sono praticamente le tracce del nostro potenziale. No? Quindi il Marietto Veneziano aveva fatto qualche anno fa, 5-6 anni fa, questa immagine, no? Più o meno, che ho visto circolare in vari gruppi social, no? In cui praticamente la cosa, secondo me, più importante per quanto riguarda la potenziale di vita di una persona è questa linea qua. No? Quindi è chiaro che in questa linea qui ci dà una traccia già del nostro potenziale. Generalmente si usa la destra perché la sinistra è il potenziale e la destra è la realizzazione. Quindi quando sentite quei classici uccelli di malaugurio che dicono fra 2 anni vedo che finirà a destra e a sinistra, voi vi prendete questo bel circuito dal sito ilcapitano.intervista.org che è questo qui, adesso ve lo faccio vedere, potete scaricare, ci sono 4 ebook gratuiti in cui viene spiegato passo per passo ogni, come si suol dire, ogni passaggio per poter leggere la mano, e in questo sito potete scaricare gratuitamente, ci sono 4 ebook con tantissime immagini e spiegazioni di come leggere la mano. No? E in questo caso qui il nostro Marietto vi spiega questa riga qui, che tutti più o meno hanno. Certo che se la linea si ferma, insomma, è meglio che correte dal dottore. No, è una battuta, ma nel senso, chiaro, sono cose teoriche, però bisogna sempre tenere in considerazione, soprattutto se dovete fare un viaggio in aereo. È una battuta, sto scherzando. Comunque è chiaro che se fossi uno che avesse una ditta di aeroplani, chiaramente uno sguardo, anche questa manina, gliela darei, non si sa mai, perché insomma, pensare male si fa peccato, come dicevo Voltaire, ma ci si azzecca così sempre. Quindi questo circuito potete trovarlo nei migliori gruppi, tipo Laura Ciofini su Facebook e Paola Chirilli, anche di Legare Marietto Veneziano, e nel sito che ho fatto vedere prima, questo, il capitano.intervista.org, si possono scaricare gratuitamente senza dover pagare niente. In più noi abbiamo messo in pista il Degana Marietto Veneziano questo book a 50 euro con 12 circuiti radionici potentissimi, e lo si può o pagare, comprare o prenotare nello shop del capitano.intervista.org e questo sarà il nuovo ebook serio, vero, profondo, potente e quant'altro. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto rispondendo a delle persone che mi hanno contattato in PVT sulla linea della vita perché erano interessate a questo. Vi ripeto, è uno schema che dovete prendere un po' con le pinze, ma che vi dà un'idea del potenziale. Chiaramente, se uno è un capitano di industria o deve assumere delle persone che hanno un certo quadro, non so, voglio dire, studi di avvocatura o multinazionale, e oltre Bovis, una delle chiavi importanti è valutare anche il potenziale di vita di un dipendente. Quindi se un quadro, no, noi siamo stati interpellati più volte per, in un certo senso, valutare il potenziale di un, come si suol dire, di un dipendente, chiaramente era un quadro, e da lì si poteva già vedere se questa persona avrebbe avuto dei problemi fisici importanti da poterlo frenare.
sul posto di lavoro, no? E quindi questo è molto importante, soprattutto per le multinazionali, le ditte in cui investono moltissimo nei propri quadri. Poi questo è una delle strategie, l'altra è, ve l'ho detto, la ricerca tramite boss. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto sulla linea della vita. Vi ricordo che lo si può scaricare gratuitamente dal sito capitano.interviste.org e si trova nei migliori social, su Facebook, Twitter e quant'altro. Bene, cari amici, il vostro Marietto vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Vi ricordo che mercoledì sera alle 20:30 avremo le sibille gratuite con il legale Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.